Senatore Giuseppe Ruvolo, qui ad Agrigento un commento del risultato elettorale che ha visto l'UDC raggiungere e superare il quorum del 5%, ma ad Agrigento raggiungere numeri a due cifre. Sì, in effetti parliamo del 12% che l'UDC ha preso in provincia di Agrigento e 7% a livello regionale. Un risultato che pochi pensavano che si potesse verificare, invece dietro c'è un lavoro che inizia dal mese di aprile, cominciando con l'elezione comunale di Palermo. Oggi siamo arrivati ad essere il secondo partito in Sicilia, nella coalizione di centrodestra. Siamo qui per spenderci nel miglior modo possibile. La vittoria di Musumeci ci fa davvero sperare per ricambiare questa Sicilia. Noi siamo di appoggio determinati e determinanti sul percorso, quindi faremo la nostra parte. Come sarà capitalizzata questa vittoria in presenza nella giunta regionale e negli organi amministrativi della Sicilia? Questo per me è un tema quasi secondario. Certo che bisogna dare ruoli e competenze ai partiti che hanno sostenuto Musumeci. L'importante è che c'è una squadra degna del grande compito che spetta prima a Musumeci e poi alla sua squadra, per ribaltare quelle condizioni pessime in cui è stata ridotta la Sicilia da Berlusconi, dal PD e di tutta la sinistra, e che il risultato è quello che vediamo. Fortunatamente il popolo sovrano, sempre più intelligente dei suoi amministratori, ha saputo scegliere bene. Si parla di due assessorati che saranno assegnati in virtù delle quote stabilite del vostro risultato. Qualche anticipazione? No, prenderemo certamente due posizioni importanti all'interno del governo, ma il nostro ragionamento parte sempre dal punto di partenza. Vogliamo il bene alla Sicilia. Certo, le posizioni che ci spettano dovrà pure riconoscerle sia la coalizione sia Musumeci, ma da lì partiamo. Non è questo il problema per noi. Il problema è ritornare a fare vivere questa Sicilia e dare la speranza ai giovani e a tanti disoccupati di questa terra. Un UDC che si proietterà anche in vista delle prossime elezioni nazionali. Si pensa che entro fine dicembre il Mattarella, capo del governo, scioglierà le Camere e quindi verso febbraio si andrà a votare. Come sarete presenti anche nelle coalizioni di centrodestra? Insomma, l'UDC ci sarà anche alle nazionali? Certo che ci sarà. Infatti il risultato siciliano prelude a un accordo organico all'interno del centrodestra. Noi presenteremo la nostra lista per la quota proporzionale, poi chiaramente anche nella quota maggioritaria faremo coalizione con il centrodestra. Quando si va a votare non lo so, dipende dal Presidente Mattarella, ma anche da altre circostanze che la politica richiede. Io non sono convinto che verranno sciolte le Camere prima del mese di febbraio.